No, I'm not a writer. Mondo epifanico, mi sono trovato fuori dal camper, le calze attaccate, alla fine è venuto fuori chi è stato, è stata la badante di fiducia. La badante di fiducia, ha scritto anche una letterina. Una rosa di Gerico. È una... non so se vedi. Cara, mi lascia sempre senza parole quella ragazza. Come regalare rose e contemporaneamente mantenere... Mannaggia, mi viziano ste badanti. Infatti anche qua altra frutta secca, perché si vede che mi vede anche magro e giustamente dice ma dobbiamo ingrossarlo un po' questo qua. E le badanti però, vedi? Cazzarola. Bruciata. Oh, ma che... Tutto al suo filo logico, cioè, le ha imbroccate tutte. Ancora noci, giustamente, perché dice qua sto ragazzo. Beh, vedo robe, altri calzini, è bruciata. Bruciatissima la tipa. Praticamente mi ha riempito di frutta secca, capisci? Ha detto questo è magro, deve ingrossare. Quindi frutta secca a 1000 e la rosa. Ah no, c'è anche il cioccolato. Cara, mi sa che mi piace il cioccolato. E qua ancora... lei sa che mi piace. Oh! Le ha imbroccate tutte, cara, devo ancora ringraziarla. Mi ammazza. Ecco, ho finito anche l'internet. Io me l'ho attaccato un attimo, ero qui per strada su una specie di piccola area sosta gratuita, perché ho lavato cane pericoloso e ho provato a fare il video ma era finita la batteria e cosa faccio? Lascio là il cane mezzo bagnato, povero. Insomma l'ho lavato, mi ha dato in depressione, però il cane è ancora incazzato, non ha più parlato, cioè non si è più mosso lì nell'angolino. Vabbè, l'ho asciugato, tutto bello profumato con la coperta pulita, sti cani moderni. E così ho dato un po' una caricata alle batterie e ho caricato l'acqua appunto per lavare il cane, il bagno, e ho passato anche tutta oggi, che da tanto non lo facevo, a fare le pulizie di casa, ossia sgrassatore, ho passato tutte le pareti, il tetto, ancora i crampi, e i bordi, le guarnizioni, le finestre, insomma sarà una casa piccola ma comunque è sempre una casa da pulire, no? Guarda, su internet c'era, sai, quella carta da apparati 3D, no? Che costava tanto, era su Amazon, l'ho trovata in offerta a Wish, tipo pagamento solo il trasporto, solo che cagata. È veramente una cagata pazzesca. Allora, piuttosto, io volevo attaccarla qua, ma figurati se attacco sta merda. Quindi io direi, piuttosto di buttarla via, me l'attacco nella tavola, quella sotto il letto, che ho il tetto tutto un po' rovinato, così ho... meglio di niente, no? C'è il tavolaccio proprio di legno e mettiamo questo a testa in giù. Aggiornamenti in corsa, porco cane. Vabbè dai, sono in pausa pranzo, sto andando a casa, diciamo, nel camper, e se ho tempo, se ho voglia, adesso vado, ti porto su nel tetto, che dobbiamo rimisurare i pannelli, perché mi hanno contattato quella ditta lì di Cassavio, no? Che li ha trovati in fabbrica, due da 120 watt, però questi sembrano molto buoni a pochi soldi, mi dicono, però sono 52 centimetri e bisogna vedere se ho i 52 o proprio il 50, quindi vediamo adesso, dai. E dopo piccolo aggiornamentino, il pannello, quello che segna il livello di acque chiare e la batteria a servizio, è saltato, è partita una pista, forse anche qualcos'altro, perché con lo zio abbiamo provato a far ponte ma continua a non accendersi più. E per questo c'è un negozietto che ripara elettrodomestici, mi ha detto boh, vediamo, portamelo, e così dai, vediamo di risolvere anche quella. Non è indispensabile, però insomma mi dà fastidio, no? Per una cosa che non funziona. E poi sì, tutto di corsa, che stasera c'è la cena con la badante in riva al mare, drink vista faro, sì sì. Oh, oh, qui c'è un cane pericoloso, guardala,
Hai fatto la brava, sei stata brava, guarda che faccetta è quella, è la faccetta da cane pericoloso. Sì, sì, buongiorno, buongiorno, sì, sì, Zampina, sì, grazie, grazie, sì, molto gentile, piacere di conoscerla, Ah! Ucci, ucci. Nuovo accessorio, tartarughe ninja che avevo preso a Glasgow, ricordo, non potevo non portarle. Allora adesso la scaletta noi l'avevamo legata così, poi per attaccarla, adesso vediamo, bisognava tirare giù la bici. Ok, ok, misure di sicurezza, proviamo. Vabbè, se cado al massimo muoio. Ah cazzo, è di là. Vabbè, aspetta perché qua c'è una specie di cammino. 90, allora 90 per 61 e l'altro come facciamo? Allora l'altro probabilmente questo è da 50, ma infatti questo è da 50, ma ci sta un 60 tranquillo. 60 per, dai, vai dentro, cancalo. 60 per 145, 60 145, 60 90, 60 90, 60 145. Ok, sì, non sono due buone misure, cioè 60 larghezza ottima, 145, cioè di solito sono 150 i pannelli, capito, almeno quelli che mi hanno trovato, cioè per 5 cm, e l'altro 60 per 90, ormai boh. Gentile cane, seppur con malcelata riluttanza, vado a lavorare. Porca troia. Oh cane, dov'è che abitiamo oggi? Dov'è che abitiamo oggi? In un cartello? Ah no, al faro. Ecco, ah sì. Perché abbiamo scelto questo posto per la cena con la badante. Però aspetta, devo fare così, cioè dove abitiamo oggi, poi facciamo sbam. Cioè, capisci, no? Cioè il rito, no, da mantenere. Allora, vediamo. Abbiamo la spiaggia, il faro, lampione, albero, scogli. Sì, dai, un buon ristorante, dai. Aggiudicato. Cane, andiamo? Uccio che arriva cane. Opla, è arrivato anche cane. Wow, senti che c'è il mare ultramosso, lo senti? Senti che roba. Guarda, quella nostra leggera. Dimmi cane. Ah sì, scusa, dovevi pisciare, ero in mezzo alle balle. Che stavo documentando, no? La nostra nebbiolina veneta, guarda, col faro, vedi? Dai GoPro, fagli vedere, dai, non fare le tue GoProate ogni volta, digli. Guarda che spettacolo. Yuri, tasi su un attimo che... No, è che dovevo... No, tasi su un attimo, 2 secondi. Bello. Buio pesto, dai, perché io dopo volevo con Madame andare a prendere l'aperitivo, farci un Malibu Cola qua. Amata, porca puttana, guarda, sei andata su per il palo, amore, ma sei ricoglionita. Che cane. E fa le sue corse da idiota e si è pinciata il palo in pieno. Numero 1, cazzo. Vabbè dai, non mi ricordo cosa stavo dicendo. Comunque, ah sì, che andiamo, tanto non vedi niente, senti e basta, andiamo a prenderci l'aperitivo in riva al mare, lì sugli scogli, vista faro, e dopo si cena. Sono qua che sto sempre attento quando fai i tiri da scema, sai che fa le sue corse, no? Eccola, difatti, aiuto. Deficiente, perché ero con l'altra zingana, la Ben, no? Ti ricordi, la Cicetta è andata a vivere in camper, no? Eravamo lì nel wild in Brussa, è arrivata lei, mi sparata nelle ginocchia, gli ha fatto fare un volo bellissimo, peccato che non avevo la GoPro accesa, però veramente un volo bello, molto bello. Però sì, non vorrei farlo anch'io, ecco. Adesso, se l'universo mi ascolta, allora io direi: manteniamo questo bellissimo clima con questa leggera brezza autunnale senza la pioggia, tempo che prendiamo l'aperitivo in riva al mare e ceniamo e facciamo la passeggiatina col cane pericoloso, e dopo durante il funfatamento là si può tranquillamente piovere, perché cioè, è più bello, è più romantico, no? Che dici cane? Facciamo così, mandiamo la letterina, dai.
anzi l'email. Sì che ragazzo, tra parentesi, cioè io mi faccio la doccia vista faro, cioè esco fuori col mio pipino, cioè vista faro così, cioè capisci, nel semi wild, perché non c'è nessuno, perché tutta la gente quando esce va a locali, no? Sai che ti dico sempre, a bar, e questi sono i miei bar, no? Cioè il bar che tu puoi uscire tutto così denudè, col tuo pistolino affacciato al mondo, e c'hai un faro solo per te che ti illumina il pistolino.